È andata all'Arzachena il derby con la Nurese, giocato al Frogheri davanti al pubblico delle grandi occasioni, un 3-1 che consente agli smeraldini di continuare la loro corsa in vetta alla classifica. Per la Nurese invece finiscono le speranze di arrivare ai play-off. Una giornata amara culminata con l'esonero del tecnico verde-azzurro Marco Mariotti, annunciato a fine gara dal presidente Michele Artedino. La cronaca: i verdi-azzurri fanno la partita mentre l'Arzachena si limita alle ripartenze sull'asse Sanna-Branischi. Al decimo gli ospiti si devorano il gol dell'1-0 con Branischi. Peana non rinvia, la palla arriva a Sanna che al limite dell'area serve Branischi che calcia fuori alla sinistra di Frasca. Al 23esimo i verdi-azzurri vanno vicino al gol con Eitri che strappa un pallone a un difensore, entra in area e con un tiro velenoso sfiora il palo. Un minuto dopo la replica dell'Arzachena con Sanna che con una conclusione a giro impegna Frasca in una difficile parata a terra. La partita non è bella ma intensa, con le due squadre che lottano consce dell'importanza della posta in palio. Al 28esimo Molino si invola verso l'area ma viene atterrato da Petrone. Nel calcio piazzato si incarica il fantasista verde-azzurro che costringe Ruzzitu alla deviazione coi pugni. L'Arzachena passa in vantaggio inaspettatamente al 43esimo con Sanna che su corner insacca e mischia. Nella ripresa la Nurese parte decisa a ribaltare il risultato. All'8º punizione di Sanna da 30 metri ma Frasca controlla. Sanna è una spina nel fianco della difesa verde-azzurra e al 10° costringe Frasca al salvataggio coi piedi al limite dell'area. L'attaccante dell'Arzachena, il migliore dei suoi, all'11° si mangia il 2-0 calciando sul portiere verde-azzurro. Gol sbagliato, gol subito, recita la regola d'oro del calcio. Infatti al 13° la Nurese trova il pareggio con Curcio che con un bolide da fuoriaria insacca alle spalle di Ruzzitu. L'Arzachena capisce che è il momento di osare, al 19° trova il 2-1 con Nuvoli servito all'altezza del dischetto da Branischi. Per la Nurese non c'è neanche il tempo di abbozzare una reazione che al 23° l'Arzachena chiude i conti con Sanna che realizza con un Eurogol il 3-1. L'Arzachena potrebbe anche servire il poker se al 25° Carta non avesse respinto sulla linea un tiro di Branischi. La Nurese comunque non si arrende e continua a spingere. L'ultima occasione capita a Curcio che a tempo scaduto costringe Ruzzitu alla deviazione miracolosa in angolo. La gara finisce qui con l'Arzachena che festeggia la vittoria che vale il primo posto e la Nurese che si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta che significa dare l'addio ai play-off.